A QDP News abbiamo ospite uno dei maestri della ristorazione veneta, Gigetto. Ciao Gigetto. Ciao, salve, come andrà? Bene? Vedo che intanto le serate si presentano molto bene, no? E quindi mi auguro che tutto il periodo della festa qua ci sono siano sempre queste serate belle, calde. Sono serate belle, calde, poi abbiamo ospiti che arrivano all'improvviso, come sei qui tu su questa sedia in questo momento, per noi è un piacere averti. Ma Ma guarda che io sono qua tutta la settimana, tutte le sere, non è che cambi da tanti anni. bene, ma perciò questi giorni però lavori, il ristorante è aperto? No, no, sono chiuso per quello che non ho potuto venire sabato e domenica, oggi è lunedì, sono qua pronto, ci sono. Ma permettimi una malignità, arriva Raspelli e tu chiudi il ristorante, non è che avevi paura ti facesse una visita? Ho un po' di paura per quello. Bando agli scherzi. Quando è che hai cominciato? Com'è nata questa passione per la cucina? Ma ancora da ragazzino mia mamma aveva un'osteria e quindi altri lavori non potevo fare e vedevo sempre mia madre che lavorava molto e quindi volevo un po' aiutarla, e un po' andare a giocare a pallone ma poi anche aiutarla e così è venuto fuori questo coso. C'era un'amicizia con Lino, mia madre ancora con Lino a Piedi Soligo, ancora al posta. Là, le ha telefonato, guarda che ho un ragazzo qua, te lo mando giù a imparare, e ho detto mandalo giù subito in pullman, in corriera, e lui era che mi aspettava e sono stato là per tantissimi anni, fino a siamo andati su a Solighetto. Perciò gli esordi da Lino e poi hai passato altri ristoranti o ti sei messo poi in proprio? No, no, ho passato altri ristoranti nel Garda, a Bardolino, l'Hotel Speranza, e poi a Bergo Venezia, da Mosè, vecchio che sono, da Mosè su a Fadalto, e altri ristoranti in giro così che andavo a dare una mano durante la settimana, fine settimana, perché intanto lavoravo a casa mia. Ci racconti un aneddoto, qualcosa di uno di questi maestri, magari di Lino? Ah, ma Lino era una fantasia, una cosa eccezionale, veramente ma bravo, veramente bravo. Era un autoctono perché una volta non c'erano le scuole alberghiere così, però aveva una personalità al di sopra di tutti. Poi hai deciso di partire del ristorante da Gigetto, quando questo? Nel 66, ormai sono 50 anni, e niente, mi sono messo per conto mio un po' con l'osteria, un po' a fare i banchetti, un po' questo là per lavorare e poi un po' alla volta ho fatto questo ristorante abbastanza rinomato perché ormai sono già 50 anni che sono e quindi nella piazza e quindi in qualche maniera qualcosa ho fatto. Beh, qualche tuo piatto famosissimo, la soppa coada, il muset paidi de festa? Sì, la soppa quadra è un piatto tipico di Treviso. Naturalmente, dove sono andato a lavorare, tutti facevano la soppa quadra, dei modi diversi. Quindi sono arrivato a casa mia, ho fatto un assemblaggio di tutte le parti di questa soppa, insomma. Che c'è il piccione. Piccione e anche pollo. E poi so che tu hai avuto tantissimi VIP, io un aneddoto lo so. Berlusconi ha mangiato nella tua cantina, non nel ristorante sopra ma giù, perché è una cantina che è una meraviglia e anzi, se andate a mangiare da Gigetto fatevi mostrare la cantina, è un capolavoro. Sì, era d'estate e quindi era caldo e quindi è andato giù per vedere la cantina mostrata, mi fermo qua a mangiare qualcosa e si è fermato con Don Antonio, il suo frate personale. Ci racconti, beh, dagli esordi è cambiata molto la cucina in questi anni? Sì, c'è un'evoluzione, sempre in evoluzione, bisogna stare molto attenti e sì, a fare le cose tradizionali nostre qua, però rinnovarle, fare qualcosa di diverso per non essere sempre uguali, insomma. Cosa pensi di TripAdvisor? Ma, io no, non sono ancora messo, neanche non mi metterò, farò una cosa per conto mio, sì, come al solito. E sono sempre più esigenti, adesso ci sono tanti che si intendono di cibo, è una moda anche. No, beh, ci sono tanti che per esempio anche una moda, sì, perché vedi la televisione ha portato molto questi anni qua con Gracco, con l'altro del Friulano, là, hanno fatto delle cose molto e tutti quanti, anche le scuole alberghiere, sono molto più gente che va a scuola. Cosa consiglieresti a un giovane che vuole diventare Gigetto? Sì, c'è molto da lavorare però, sì. Sicuramente è un bel lavoro, però stanca veramente.
Grazie mille e un invito a tutti a venire al tuo ristorante per mangiare cosa, dai, dici, dacci una chicca. Ma facciamo sempre dei piatti nuovi, di la verità, sai, perché non ci piace fare sempre le solite cose, perché altrimenti come uno facesse dei beretti belli, però vorrebbe farle con frontino messo diversamente, insomma, ecco. Signore e signori, Gicetto. Grazie, grazie a voi, grazie.